Ma a Milano non avete mai mangiato l'ardiata? E ma va a fare mangiare nonno Vincenzo, Don Vincenzo. Allora, per fare una buona lardiata ci vuole un buon lardo. Noi usiamo il colonnato, però vi dico una cosa, i tempi miei si pigliavano pochi i larda vicino al prosciutto crudo, che era uguale. Si allacciava come faccio io adesso e si usava perché era buono. Ma ormai oggi è diverso. C'è più roba, più ingredienti e più soldi. Allora si fa una bella allacciata, sarebbe di lardo. Ci siamo, abbiamo allacciato, però in questo momento si fa così, si prende uno spicchio d'aglio, si fa bello piccolo fino, si mette dentro, si fa ancora un po' di allacciamento. Quando è venuto come una crema, ci siamo. Andiamo in padella, mettiamo appena un filo d'olio per aiutare a sciogliere. Piano piano si scioglie. Questo sarebbe il soffritto, lardo e un po' d'aglio. Andiamo con i pomodorini, però si può fare anche con i pelati. Ci metti i pomodorini e ci metti i pelati. A me mi piacciono sempre i pomodorini, le cose buone non finiscono mai. Mettiamo un po' di sale ancora e mentre si sta cuocendo pomodorina, l'ardiata, andiamo a calare un bello di spazzata. Vai! E non vi scordate di mettere il necessario, basilica. Ci siamo? La pasta è pronta, andiamo nell'ardiato. Questa è la ricetta di mamma. Questa ricetta è data perché è una ricetta povera e saporita, economica e commerciale. E non manca sempre il tocco del parmigiano. E voilà, signori, andiamo a impiattare. E poi impiattiamo al modo mio. Vai. Adesso il tocco finale. Ancora un po' di formaggio e l'aria di Napoli, o profumo di Napoli. E anche a Milano c'è un pezzo di Napoli. Vi aspetto a tutti da Don Vincenzo. Buon appetito!